Altri 107 contagi in Sicilia, un decesso a Sciacca, nuova ordinanza del governatore Musumeci. Ad Agrigento raffiche di multe da 300 euro a chi non rispetta le norme anticontagio. Anche l'università inizia l'anno accademico, Unipà ad Agrigento con il corso di economia amministrativa aziendale. La tragedia delle Macalubbe, sono passati 6 anni dalla morte dei fratellini Mulone e 28 anni dall'uccisione di Paolo Ficalora per mano della mafia. Calcio, risultati di eccellenza e promozione, volley, la SEA Paragona prepara le amichevoli. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Stretta anticontagio, nuova ordinanza di Musumeci in vigore da mercoledì prossimo. Il governatore della Sicilia impone obbligo di mascherina all'aperto e divieto di stanzionare per strada, vietato restare a lungo nei giardini e nelle piazze. I dettagli nel servizio. Anche in Sicilia arriva l'obbligo di mascherina ed anche all'aperto, ma con quello scatta pure il divieto di assembramento. Il presidente della regione Nello Musumeci ha appena firmato l'ordinanza in vigore da mercoledì prossimo 30 settembre al 30 ottobre salvo proroghe, che impone l'uso dei dispositivi di protezione individuale a tutte le persone con più di 6 anni. La mascherina va indossata sempre, ma se si è all'aperto solo in presenza di altre persone e a meno che queste non siano congiunti o conviventi. Sono esclusi coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto. L'obbligo però torna in vigore già nel momento in cui si finisce di fare sport. Non è però l'unica norma prevista dall'ordinanza, scatta infatti anche il divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. In altre parole, oggi si può fare un capannello in strada, da mercoledì non si potrà più, a meno di ritrovarsi in presenza di congiunti. Fanno eccezione le iniziative autorizzate e le attività produttive. Le misure che adottiamo con questa ordinanza, evidenzia Musumeci, mettono al centro i controlli e la prevenzione nei confronti delle persone fragili o i più esposte al contagio. I nostri costanti e ripetuti inviti alla prudenza purtroppo non sono stati da tutti adeguatamente raccolti ed entriamo in una fase difficile dell'epidemia con l'arrivo della stagione influenzale. Il testo è ancora una volta improntato al principio della leale collaborazione tra tutte le istituzioni e del confronto con i professionisti, che presto l'assessore Razza tornerà ad incontrare con il comitato tecnico scientifico. Abbiamo appreso, prosegue, che la chiave più importante per affrontare questa emergenza è rappresentata dalla tempestività delle decisioni e della previsione di eventuali futuri. La Sicilia non vuole un nuovo lockdown, ma per impedirlo dobbiamo impegnarci tutti, soprattutto i più giovani. Ci sono poi nuove norme per l'accesso all'isola. Il provvedimento ribadisce per chiunque entri in Sicilia, provenendo da Stati dell'Unione Europea e o extraeuropea, cioè da qualsiasi luogo, di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it oppure di comunicare la propria presenza al servizio sanitario. Per i siciliani però c'è l'obbligo di usare entrambi gli accorgimenti, registrandosi sul sito e dandone comunicazione al proprio medico di famiglia. La norma in questo caso è retroattiva, bisogna farlo anche se si è tornati in Sicilia negli ultimi 7 giorni. Scatta inoltre uno screening con i tamponi rapidi sul personale sanitario. In Sicilia si supera la soglia dei 100 nuovi contagi da Covid accertati in 24 ore. I nuovi positivi nell'isola, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 107 e di questi solo 7 sono migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. I tamponi effettuati sono stati 4.202, oltre 1.000 in meno rispetto al giorno precedente. Nell'isola i ricoverati con sintomi salgono a 255 fino a 268 e c'è un letto occupato in più in terapia intensiva per un totale di 14. Gli ospedalizzati sono pertanto 282. Cresce ancora il numero dei cittadini in isolamento domiciliare, si arriva così a 2.377. Il totale degli attualmente positivi raggiunge quota 2.659. I dimessi guariti da inizio pandemia sono 3.716, 308 le vittime. Morta 68enne di Sciacca, ricoverata da circa una settimana in terapia intensiva
all'ospedale San Giovanni Paolo II. Guardando alla divisione tra province, Palermo registra il maggior numero di nuovi casi, ovvero 66, poi ci sono Catania con 14, Enna con 10, Messina e Caltanissetta con 6, ancora 3 nuovi casi a Ragusa, 1 a Trapani e ad Agrigento e nessun nuovo positivo a Siracusa. I 3 nuovi casi di Lampedusa vengono naturalmente conteggiati sulla provincia di Palermo perché l'ASP competente sulle Pelagge è quella del capoluogo siciliano. Primo massiccio controllo anti-Covid delle forze dell'ordine sulle strade di Agrigento dopo la presa d'atto della mancata osservanza delle norme anticontagio. Quasi 100 persone identificate, oltre 10 sanzionati da 330 euro a soggetti che non hanno rispettato le norme, quale il divieto di assembramenti e il mancato utilizzo di mascherine. E una maximulta da 3.000 euro a un tunisino residente ad Agrigento, sorpreso dai poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento ad urinare per strada. Un 65enne è stato invece denunciato all'autorità giudiziaria per non aver rispettato il cosiddetto DASPO urbano che gli impediva di frequentare determinati posti. Infine una rissa tra adolescenti è scoppiata nei pressi di Villa Bonfiglio. All'arrivo dei poliziotti, coadiuvati anche dalla Guardia di Finanza, si erano dileguati quasi tutti. L'unico ad essere stato identificato è stato un 17enne che ha riportato lesioni lievi ed è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso. Ripartenza, non solo le scuole ma anche l'università riparte. Parliamo del corso di economia e amministrazione aziendale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via ad Agrigento il corso universitario di economia e amministrazione aziendale che si svolgerà presso la sede dell'Università di Palermo di Agrigento, Villa Genoardi, in collaborazione con l'Ordine dei commercialisti della nostra provincia, inserita nell'offerta formativa 2020-2021 e che apre le porte a numerosi sbocchi professionali, tra questi quelli di gestione e consulenza aziendale, esperti e revisori contabili, consulenti del lavoro. L'Università di Palermo, sempre attenta alle esigenze del nostro territorio, ha istituito questo corso che è rivolto chiaramente ai giovani che vogliono interessarsi di amministrazione e di finanza, ma soprattutto a quei giovani che hanno a cuore il proprio territorio, perché il primo obiettivo dell'Università di Palermo è certamente quello di far sì che i giovani non abbandonino la nostra terra, ma che studiando e vivendo il nostro territorio possano aiutarci a superare quei problemi di natura economica che, ahimè, diciamo accresciuti dall'emergenza Covid, a breve, se non subito, faranno sentire i propri effetti. Io invito i nostri ragazzi che hanno versatilità, disponibilità verso questa materia, che vi garantisco è una bella materia. Certo, come tutte le materie si deve amare, e io vi garantisco che comunque nel nostro lavoro la quadratura del bilancio è quello che serve per prendersi la prima grande soddisfazione. Se poi aggiungiamo che siamo in grado di aiutare il nostro territorio, le nostre imprese, le nostre aziende, le nostre famiglie, che in questo momento come mai stanno vivendo questa fase di crisi, chiaramente è il modo migliore, lo sbocco migliore per il futuro dei nostri giovani. Da oggi è iniziato il corso per coloro i quali erano già iscritti. A breve, tra qualche giorno, inizierà il corso per le famose matricole. Io spero di vederli copiosi, ma soprattutto è come mamma, perché chiaramente vedere il figlio che rimane sul nostro territorio con la voglia di lavorare e di studiare per il nostro territorio è il primo obiettivo meraviglioso che a cui una mamma aspira. Arrivare poi ad avere una bella classe universitaria che, ahimè, sebbene, ripeto, per l'emergenza Covid sarà magari limitata perché l'ultimo decreto prevede anche la mascherina H24, però comunque vedere l'università piena di ragazzi che hanno voglia di studiare e di portare avanti il primo obiettivo, aiutare Agrigento e il territorio adiacente a crescere.
Per iscriversi a questo corso deve correre ad immatricolarsi entro il 30 settembre senza nessuna mora, dal 1 ottobre con una piccola mora. Quest'anno l'Ateneo di Palermo ha attivato ben 5 corsi di laurea ad Agrigento: architettura e progetto nel costruito, che è ad accesso libero, economia e amministrazione aziendale, come abbiamo detto, scienze dell'educazione ad accesso libero, servizio sociale, e il nuovo corso di lingue e letterature, studi interculturali, per il primo anno ad Agrigento. Presenti ad Agrigento da oltre un ventennio, l'Università di Palermo rafforza questa offerta formativa e riparte rigogliosamente sia per il numero di corsi attivati sia per i progetti approvati. Ne vale la pena ricordare che pochi giorni fa abbiamo ricevuto comunicazione dell'approvazione del finanziamento del progetto Coopera, di cui si occuperà più che altro il corso di servizio sociale, il responsabile scientifico, la professoressa Roberta Di Rosa. Noi abbiamo curato la parte amministrativa e di questo esprimiamo grande soddisfazione con i colleghi. Un altro progetto della cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia è appena partito. Noi siamo partner, capofila è Empedocl Consorzio Universitario di Agrigento, nostro alleato per questa realtà universitaria ad Agrigento. Ritrovato il corpo del militare della Guardia Costiera annegato per salvare un ragazzo a Milazzo, si era lanciato nel mare in burrasca ma è stato inghiottito dalle onde. I dettagli nel servizio. Il mare ha restituito il corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale della Capitaneria di Porto di Milazzo, disperso sabato mattina in mare durante un salvataggio. Il militare residente a Venetico era intervenuto con 2 colleghi sulla spiaggia di Ponente per il salvataggio di un ragazzino rimasto in balia delle onde. Il giovane era riuscito a mettersi in salvo mentre Visalli è stato travolto da un'onda e trascinato al largo. Subito sono scattati i soccorsi, resi difficili dalle condizioni del mare. Le ricerche del militare della Guardia Costiera sono andate avanti per tutta la giornata, anche con l'ausilio di un elicottero. Solo domenica mattina, intorno alle ore 8, il corpo senza vita del militare è stato notato da alcuni colleghi. L'uomo lascia la moglie e 2 figli. Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani, forse 3, nonostante il mare particolarmente agitato, si erano recati in spiaggia sulla riviera di Ponente di Milazzo. Improvvisamente il mare ha inghiottito uno di loro. Subito è stato chiesto l'intervento della Guardia Costiera. Il sottufficiale della Capitaneria di Porto, Aurelio Visalli, è entrato in mare per aiutare i giovani che si trovavano in balia delle onde. Durante il tentativo di salvataggio, il militare è stato inghiottito dal mare. Stati 6 anni ieri l'anniversario della tragedia alle Macalubbe di Aragona. Il 27 settembre 2020 la riserva alle Macalubbe inghiottiva la vita di 2 bambini. C'è il servizio. 6 anni ieri, sono passati 6 anni da quel 27 settembre 2014 che Aragona non dimentica. L'eruzione nel parco delle Macalubbe, 2 vite spezzate, quelli di 2 fratellini, una bimba di 7 anni, un bambino di 9. Era stato il figlio Carmelo, che avrebbe compiuto 9 anni, a chiedere con insistenza a papà Rosario Mulone di portarlo a visitare quello strano ma allo stesso tempo affascinante fenomeno naturale delle Macalubbe, di cui aveva sentito parlare a scuola. Intorno a mezzogiorno, l'arrivo alla riserva naturale di Aragona, gestita da Legambiente. Il genitore ha con sé anche l'altra figlia Laura, di 7 anni. Doveva essere dunque una giornata di festa e di spensieratezza, ed invece si è trasformata in un'immane tragedia. Poco prima delle 12:30 l'esplosione improvvisa di un cosiddetto vulcanello freddo, una colonna di fango e detriti che come una bomba cade sul terreno. È il dramma. L'eruzione investe in pieno i 2 piccoli ed il padre. Laura viene estratta quasi subito. Già al momento dell'estrazione dall'argilla i soccorritori avevano constatato che le sue vie respiratorie erano ostruite dal fango e dopo le prime manovre di rianimazione, durate una decina di minuti, l'hanno trasferita direttamente alla camera mortuaria del San Giovanni di Dio. Il corpo del fratellino Carmelo invece è stato recuperato intorno alle 18:45. Il padre, anch'egli investito dall'esplosione, si è salvato. Pochi secondi e una famiglia è distrutta. La mamma, non appena avvertita dell'incidente, si è precipitata sul posto. All'arrivo invoca a squarciagola i nomi di Carmelo e Laura, i suoi angioletti. La donna piange e si dispera, poi si siede su una panchina, con accanto il marito. Vicino a loro 2 carabinieri e un sacerdote a portare conforto. Per alcune ore si era temuto che l'esplosione avesse coinvolto altre persone.
Una tragedia sulla quale c'è in corso un processo per accertare eventuali responsabilità sull'accaduto. E ieri 10° anniversario della morte di Vincenzo Fragalà, l'avvocato ucciso a bastonate a pochi passi dal Palazzo di Giustizia di Palermo. Vediamo. Sono molto orgogliosa di ricevere questo premio, soprattutto in una giornata come questa, dove qualche giorno fa è stata depositata la sentenza, le motivazioni dell'omicidio di mio padre, dove finalmente viene confermato quello che io ho sempre sostenuto, ho sempre saputo, che mio padre è una persona per bene, era una persona onesta, che viveva nella legalità e per la legalità, e per questo purtroppo è anche morto. Ciò non toglie che comunque bisogna tenere sempre viva la sua memoria, non bisogna mai dimenticare gli sforzi e la vita di un uomo onesto che ha vissuto come uomo libero e non si è mai piegato né ai dettami né alle regole di Cosa Nostra. Manca moltissimo, manca come persona, mancano i suoi sorrisi che sfoggiava in ogni occasione, manca la sua cultura, mancano tante cose di lui. Sono uomini che rimarranno sempre comunque nel ricordo e nella storia di questo paese. Quasi tutti quando mi incontrano e mi dicono anche che ho una somiglianza particolare con mio padre si commuovono, perché comunque è stata una perdita improvvisa, oltre che violenta. C'è sempre una commozione. La mafia 28 anni fa ieri uccideva Paolo Ficalora. I sicari gli spararono sotto gli occhi della moglie Vita D'Angelo davanti il villaggio turistico che gestiva a guida loca. Per anni aveva resistito alle pressioni della mafia che voleva sottrargli il residence. Paolo Ficalora è stato riconosciuto vittima di mafia solo circa 10 anni dopo la sua morte. Vediamo. Era il 28 settembre del 1992, quando il buio della notte veniva illuminato dai colpi di arma da fuoco esplosi contro Paolo Ficalora, capitano di lungo corso della Marina Mercantile, ucciso sotto gli occhi della moglie. Siamo nel pieno della stagione del terrore, gli anni della Cosa Nostra stragista, dei corleonesi di Rina e della mattanza per le strade della Sicilia. Paolo Ficalora ha pagato quella vita, l'essersi messo contro gli interessi dei mafiosi. Chi lo ha conosciuto a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, ricorda un uomo buono, onesto e profondamente innamorato del mare, amava la pesca e il profumo della salsedine. Paolo non era solo un capitano di lungo corso. Paolo, come descritto da Articolo 21, era un visionario ed aveva capito che il turismo sarebbe stato il futuro. Tanto certo di questo da creare sul suo terreno in Contrada Ciauli a Scopello un piccolo residence da affittare ai turisti a pochi passi dalla meravigliosa Guida Loca, un'iniziativa unica per quegli anni che attira gli interessi di alcuni boss locali e di qualche colletto bianco. Inizia così un lungo periodo in cui Paolo Ficalora subisce intimidazioni di ogni tipo, resiste per anni alle pressioni mafiose che volevano sottrargli il piccolo villaggio turistico. Era un uomo dalla schiena dritta e dalle spalle larghe, non aveva paura e non avrebbe mai pensato e permesso che la mafia gli potesse sottrarre ciò che era suo. Tra tanti c'è un episodio in particolare che sancisce la condanna a morte messa dai corleonesi nei confronti di quel capitano ribelle. Paolo Ficalora affitta una villetta del suo residence ad una famiglia composta da genitori e figli piccoli ed apprende dopo dai giornali che questa famiglia ha avuto come ospite il super pentito di Cosa Nostra, Totuccio Contorno, di cui Ficalora ignora ovviamente l'identità. Contorno infatti veniva spostato continuamente in incognito per i mafiosi sanguinari, l'occasione perfetta, un affronto, così non poteva restare impunito. A sparare nel cuore della notte mentre il capitano Ficalora stava aprendo il cancello di casa il boss locale Gioacchino Calabrò, condannato all'ergastolo per l'omicidio Ficalora e per la strage di via dei Georgofili a Firenze. Da subito è chiaro che ad essere ucciso è un innocente totalmente estraneo agli ambiti mafiosi, ma per lungo tempo la sua morte rimane avvolta in un mistero circa il movente. Iniziano le illazioni, le supposizioni e con il tempo la storia di Paolo e della sua famiglia passa nel dimenticatoio, così come per Peppino Impastato e tante altre vittime innocenti, uccisi 2 volte dal piombo mafioso e dal silenzio della società civile ed omertosa. Si arriverà alla verità
e ad una piena giustizia soltanto anni dopo, a seguito di lunghi iter giudiziari, a raccontare il movente del delitto Ficalora nel corso del processo è stato il collaboratore di giustizia di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca, lo stesso che azionò il telecomando che fece saltare in aria il tratto di autostrada tra Capace e Isola delle Femmine in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonino Montinaro. A Paolo Ficalora sono state intitolate diverse borse di studio e la città di Castella a Mare del Golfo gli ha dedicato una via nel 2004. La vedova Vito d'Angelo e i 2 figli, Angelo e Tiziana, per anni hanno cercato la verità nelle aule giudiziarie sfidando a testa alta la mafia castellamarese. Questa incessante ricerca di verità e giustizia ha scatenato anche gravi intimidazioni nei confronti della moglie dirigente scolastico a Palermo. Per restituire l'onore a Paolo Ficalora ci sono voluti 10 anni. Con sentenza definitiva la Cassazione ha chiuso questa vicenda criminosa. I figli e la moglie in tutti questi anni hanno tenuto vivo il ricordo del capitano Buono, incontrando la società civile allo scopo di non dimenticare, e noi non lo facciamo. A sostegno dell'attuale sindaco di Agrigento Lillo Firetto, candidato alle prossime amministrative, alcuni suoi colleghi primi cittadini di altre città italiane e soprattutto l'artista Andrea Bocelli. C'è un video. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti noi, alle nostre liste, grazie. Grazie per quello che stiamo facendo. E soprattutto primo a calcare il palcoscenico insieme a te. Cosa dire? Felicissimo di vedere tutta questa gente, questo entusiasmo meraviglioso per altri 5 anni che verranno, come diceva Sebastiano, 10, 15. La Fondazione Pirandello, io ne sono il presidente, lavora da 5 anni, esattamente dagli stessi anni in cui questa appunto giunta, questa amministrazione si è insediata al comune di Agrigento. È un'emanazione del comune, l'ha voluta fortemente il sindaco Firetto. Noi abbiamo risposto, credo bene, perché abbiamo un organismo in salute, un organismo che si occupa della manutenzione delle menti, che devo dire una cosa molto importante anche questa. Un'intervista in cui parlava di un nemico invisibile che da un momento all'altro poteva fare saltare in banco e cambiare le società. Nessuno di noi le ha ritenute credibili. Eppure noi in primavera abbiamo vissuto una delle stagioni più strane, più particolari, che ci ha veramente fatto sentire deboli, ci ha impauriti, e però in quell'occasione io credo che la nostra città, così come il resto del paese, si è mostrato saldo. Agrigento in maniera particolare ha mostrato il senso di una solidarietà antica che gli è propria, che nei 2600 anni di storia un impegno di proseguire un cammino che ha iniziato a fare di Agrigento una realtà presente nel panorama internazionale, sempre di più in quello turistico, e presente grazie a Lillo Firetto nel dibattito in Sicilia, anche con la partecipazione attiva da protagonista all'interno dell'ANCI e a livello nazionale con tutti i sindaci delle grandi città. Credo che Lillo Firetto debba e possa dare un contributo importante per completare un'azione che è già iniziata e che potrà vedere ulteriori sviluppi per il bene dei cittadini e delle cittadine, sapendo di avere un sindaco che è un riferimento di amore e professionalità per la realtà agrigentina. Grazie Leoluca Orlando, grazie a tutti ragazzi. Grazie a Gallo, grazie alle ragazze di Free Volley che sono mamme di famiglia, lavoratrici, è una squadra che ho scoperto di recente, che si allenano, che fanno volley e che oggi erano qui con me. Grazie di cuore a tutti. Il presidente della Commissione regionale antimafia e anticorruzione Claudio Fava a sostegno del candidato sindaco di Agrigento Angela Galvano. Arturo Cantella. Angela Galvano, oggi in riunione qui con il sostegno dell'onorevole Fava,
per il voto di domenica prossima, istanze che arrivano dal territorio. Lei ha girato in questa settimana, in questo periodo di campagna elettorale, la città, e con motivo in più per preferirla. Noi abbiamo condotto la nostra campagna elettorale con uno slogan: incontriamoci in piazza, perché questo è proprio, sta nel nostro DNA, è la nostra natura, nel nostro modo di vedere e di vivere la politica. Una politica che stia in contatto con la città, che ascolti i propri cittadini, che con i propri cittadini possa costruire il presente e il futuro della nostra Agrigento. Siamo a 8 giorni dal voto sostanzialmente. Questa per noi è una tappa importante, perché avere qui l'onorevole Fava per noi rappresenta un importante momento che ci permetterà di caricarci di energia anche positiva con il confronto con l'onorevole, grazie alla sua presenza per quest'ultima settimana, dove dobbiamo avere uno sprint finale per il raggiungimento del nostro obiettivo. È un obiettivo che ovviamente interessa e deve coinvolgere tutta la cittadinanza. Con l'ausilio di 2 liste c'è l'alternativa 100 Passi per la Sicilia e Agrigento in Movimento, un voto sicuramente alternativo e di sinistra quello vostro. Certo, il voto alle nostre liste, il voto alla mia persona come candidato a sindaco è un voto alternativo, perché noi rappresentiamo l'alternativa rispetto a quello che è un panorama politico che è stato disegnato e rappresentato alla nostra città in questi mesi e poi che si è concretizzato con i candidati che oggi sono in campo. Noi riteniamo di essere l'alternativa, come spesso ho ribadito, sia nel metodo che nel merito. Abbiamo deciso di assumerci questa responsabilità nei confronti della città, di avere uno scanto in avanti, uno scatto di orgoglio, e oggi mi rivolgo ai miei concittadini e chiedo loro di osservare, prima di andare a votare, di osservare bene lo stato in cui si trova la nostra città. Siccome sotto gli occhi di tutti e quello che non è stato fatto per la nostra città o quello che è stato malamente fatto, allora io chiedo a loro di poter scegliere. Questa volta avete la possibilità di scegliere, di decidere, di scegliere l'alternativa che siamo noi. Allora io vi invito, cari concittadini, a rifiutare con forza i posizionamenti e i riposizionamenti politici che si sono verificati in questi ultimi mesi, che non sono stati fatti, non sono stati posti in essere nell'interesse della cittadinanza e nemmeno per una visione del presente e del futuro che sia nell'interesse della comunità. Allora vi chiediamo di scegliere, avete la possibilità, votate Angela Galvano, votate l'alternativa, votate le nostre liste che rappresentano concretamente le alternative. Noi abbiamo la presunzione che Angela possa rappresentare tutti gli agrigentini. Per la sua storia, per la qualità che ha saputo esprimere da consigliere comunale per molti anni, per il suo impegno nella società civile, per ciò che ha fatto, per ciò che intende fare per questa città, e anche per la chiarezza, la limpidezza, la puntualità con cui sta proponendo, assieme alle 2 liste che l'accompagnano, un cambio di passo importante. Agrigento è una città, e questo devono saperlo e decidono anzitutto gli agrigentini, che merita di più, merita meglio. È davvero una capitale di questo mare, di questo tempo, ed è invece immalinconita in una politica sempre più marginale, con amministrazioni che hanno praticato semplicemente l'ordinaria amministrazione nella migliore dei casi, con una destra che continua a presentarsi divisa, ma reclamando una sorta di ius, una specie di diritto proprietario su questa città, con una ricerca affannosa del consenso, utilizzando le solite leve del bisogno, degli incarichi pubblici. Io credo che Angela rappresenti un'alternativa a tutto questo, ed è un'alternativa che non vuole soltanto rappresentare una testimonianza, ma un punto concreto di possibile governo per la città. Per gli agrigentini è un'occasione che al posto loro io non lascerei scappare. Sono stato un sostenitore e continuo ad esserlo, perché Angela Galvano rappresenta quella parte della città che si è impegnata, è stata consigliera comunale, ha fatto le battaglie e soprattutto ha un grande stimolo a fare bene e a cercare di cambiare questa città che ne ha bisogno. Per cambiare la città occorre avere gente nuova, che abbiano
la determinazione a farlo. Non tutti gli altri candidati hanno queste caratteristiche, quindi Angela ha da un lato una esperienza maturata e dall'altro anche la novità per poter immaginare per questa città un futuro diverso. Ed il Popolo della Famiglia, un soggetto politico di ispirazione cristiana che mette al centro la dottrina sociale della Chiesa, partecipa alle elezioni al Consiglio Comunale di Agrigento con un proprio candidato. Vediamo. Il Popolo della Famiglia è un movimento politico nazionale che si occupa di tematiche inerenti appunto alla famiglia, come il reddito di maternità messo al centro della politica nazionale, i diritti delle donne, la bellezza della maternità, la ricchezza presentata dai figli, la forza e la solidità che a una società intera sono donate dalla famiglia se la famiglia è aiutata a essere forte. Principi portati avanti anche nelle elezioni comunali agrigentine che si svolgeranno il 4 e 5 ottobre, che il Popolo della Famiglia mette nel programma elettorale dell'uscente sindaco Firetto, da lui acquisiti attraverso un suo rappresentante che parteciperà alle votazioni. Per portare avanti certe leggi che aiutano la famiglia per quanto riguarda il reddito di maternità, il quoziente familiare. Per questo noi abbiamo scelto uno dei nostri candidati che è il professor Sergio Coniglio, che ci rappresenta, una persona affidabile che ha fondato sia il centro aiuto alla vita e ha dato esempio di moralità cristiana in questo momento difficile in cui la famiglia viene abbandonata dalle istituzioni. Noi portiamo avanti questi valori in modo che le famiglie possano essere aiutate nel futuro a crescere i propri figli come si deve. Quali proposte avete fatto che vi sono state accolte? Quello del reddito di maternità e del quoziente familiare, che abbiamo visto che effettivamente anche nei popoli vicini come la Francia, la Germania, la Svezia sono stati adottati e le famiglie ne hanno avuto veramente grossi vantaggi, in cui i nuclei familiari sono aumentati e hanno portato ricchezza al Paese. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Isola di Linosa senza depuratore, la protesta di Mare Amico, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un esposto denuncia alle autorità competenti come Procura di Agrigento, ARPA, ASP è stato fatto da Mare Amico di Agrigento per Claudio Lombardo, suo responsabile. È incredibile come ancora nel 2020 l'isola di Linosa, piccola e splendida delle Pelagie, non abbia ancora un depuratore. Da sempre tutte le fogne dell'isola arrivano direttamente in mare attraverso un canalone senza alcuna depurazione, ma se tutto ciò non bastasse, ultimamente una parte di queste acque arrivano pure dentro il porticciolo turistico, costringendo i pescatori e i turisti a convivere con questa emergenza sanitaria. Invece di spendere milioni, afferma Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico, per finanziare i progetti di look assolutamente inutili e discutibili, sarebbe molto più proficuo costruire un depuratore ed evitare di continuare a scaricare in mare le fogne non depurate. Le immagini parlano da sole. Adesso siamo allo sport, calcio, uno sguardo ai tornei di eccellenza e promozione con Carmelo Lentini e Tonino Butera. I servizi. Si è giocata la seconda giornata del campionato di eccellenza Girone A. Ed il Canicattì ottiene la sua seconda vittoria di fila, superando con il più classico dei risultati i cugini dello Sciacca, grazie alla doppietta del bomber Matera. Impresa esterna della Pro Favara sul campo di Castellammare con un gol del giovane 2002 Alessandro Contino. Risponde bene la San Cataldese che supera il Misilmeri per 3-2, come anche il Mazzara, il quale a Palermo contro il Cus passa con una straordinaria manita. Cede il Marsala in casa per 1-2 con il Parmonval, mentre il Monreale supera la Nissa. Infine Casteltermine ed Acragas, la gara non disputata per un possibile caso di coronavirus, si recupererà mercoledì 7 ottobre. Ma riepiloghiamo i risultati della seconda giornata. Folgore Marineo 1-1, Monreale batte Nissa 2-1, Canicattì batte Sciacca 2-0, Castellammare e Pro Favara 0-1, Cussi Palermo Mazzara 0-5, Marsala Parmonval 1-2,
San Cataldese Misilmeri 3-2, Casteltermine Acragas, come detto poc'anzi, non si è disputata. Anche in promozione si è disputata la seconda giornata di campionato e si è registrata la seconda sconfitta consecutiva per il Raffadale, che rimane così a 0 punti in classifica generale. Vince invece il Camarat ai danni del Villabata con un perentorio 4-1 ed è in attesa di conoscere l'esito del giudice sportivo, che dovrebbe assegnare 3 punti a tavolino con il Partinico in occasione della prima gara di campionato. Infatti il Partinico avrebbe schierato un calciatore che risultava squalificato. Con la possibile vittoria a tavolino, la squadra di Renato Maggio balzerebbe in vetta alla classifica, anche se in compagnia di Città di Caltanissetta, Mazzarese e Casteldaccia, chiaramente a punteggio pieno. Guarda il suo cronometro l'arbitro Logaglio di Trapani. Il Camarat sta chiudendo questa prima sfida in casa del campionato di promozione con un successo sul Villabate. Siamo sul 4-0, il primo tempo si era chiuso sull'1-0 grazie al gol di Domenico Cannizzaro, poi nella ripresa il raddoppio di Gioff, il terzo gol e c'è il gol del Villabate, la palla che termina dentro, palla che inganna Giovanni Zabbia. Ha piovuto un po' qui ai Salaci di Cammarata, gol della staffa per il Villabate. Stavamo dicendo, ora siamo sul punteggio di 4-1, il Camarat aveva chiuso il primo tempo 1-0 grazie al gol di Domenico Cannizzaro, poi il raddoppio di Gioff, il gol di Panepinto e Sambuè, e adesso questo mezzo infortunio di Zabbia, l'arbitro che guarda ancora il suo cronometro. Finisce 4-1 per il Camarat che aveva pareggiato la prima partita a Partinico 0-0, partita che probabilmente vincerà a tavolino perché un giocatore del Partinico era squalificato ed è stato schierato. Questi altri 3 punti, e domenica ci sarà il derby tutto agrigentino tra Raffadali e Camarat, si giocherà al comunale di Raffadali. Panepinto, si ritorna ai Salaci di Cammarata, un campo che ti ha portato tanta fortuna per la tua carriera, nonostante un po' l'età, però in campo non si vede, un gol, un assist e una grande partita del Camarat. Sì, intanto ti ringrazio per i complimenti. Sono ritornato a Cammarata perché dopo 10 anni qui è casa mia, quindi ho lasciato un buon ricordo, le persone mi hanno accolto alla grande. Per quanto riguarda la partita, sapevamo di incontrare una squadra tosta, abbiamo visto che è un Villabate che ha venduto cara la pelle, il primo tempo ci ha fatto soffrire, poi il secondo tempo abbiamo avuto la fortuna di fare il 2-0 e poi è andata tutto in discesa. Guardiamo partita dopo partita, ora pensiamo alla prossima che giochiamo a Raffadali, uno contro un'ottima squadra, e speriamo bene. Volpini torna a giocare nell'Agrigentino, 2 anni capitano nell'Aragona, poi qualche altra stagione, ora a Cammarata per disputare un campionato d'avanguardia, ritengo. Erano anni che ci cercavamo a vicenda, il mister mi aveva chiamato ma non c'era mai stata l'opportunità di venire qua. Quest'anno per fortuna c'è stato e ringrazio chi mi ha chiamato e mi ha portato qua perché si respira calcio. Michele, un primo tempo equilibrato, poi il Camarat forse fisicamente è stato più preparato del Villabate. Dico complimenti alla squadra ospite perché sicuramente è una buona squadra, è allenata benissimo, e per fortuna abbiamo rischiato poco e siamo riusciti a fare gol, e quindi complimenti agli avversari ma complimenti anche a noi. Che campionato potrà disputare il Camarat? Tu sei molto esperiente, conosci molto bene il campionato di promozione. Il mister mi ha chiamato per venire qua, sapevo già chi faceva parte di questa rosa, conoscevo l'allenatore, quindi penso dovremmo essere la bestia nera di questo campionato, quindi speriamo bene, dai.
È tempo di amichevoli per la SEAP Dallicardillo Aragona. Dopo 4 intense settimane di preparazione atletica, la squadra allenata da coach Massimo Dagioni, attesa da un mese di ottobre colmo di test match per amalgamare sempre più il gruppo e per provare la condizione fisica delle atlete, gli schemi e le soluzioni tattiche in vista dell'esordio ufficiale nel campionato di Serie B1 in programma il prossimo 7 novembre sul campo dell'Accademia Sant'Anna Messina. Ben 6 amichevoli, tutte con formazioni siciliane di campionati differenti. Su tutte spicca l'affascinante sfida in casa del Marsala, formazione del campionato di Serie A2 che si giocherà giovedì 29 ottobre alle ore 18. Il primo test match invece è stato programmato per giovedì 1 ottobre al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento alle 18:30 contro il Volley Terrasini, squadra che milita in Serie B2 con ambizioni di primato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.